quando siamo arrivati all'inizio che si rispettavano le regole, che c'era un centro sociale di fianco, venivano le gente anziane, Parlavamo, ridevamo, giocavamo. Mario e Gigi, 75 anni, e Antonio, 80 anni, sono 3 dei 4 vecchietti di via Lago di Bracciano 11 sfruttati dal comune di Taranto. Uno di loro è ricoverato in ospedale. Vivono in una ex scuola del quartiere Salinella, struttura che qualche anno fa la cooperativa La Solidarietà aveva adibito a casa degli anziani, un centro diurno e casa alloggio in cui anziani soli, senza una famiglia alle spalle, avrebbero potuto vivere vita natural durante. Questo è stato finanziato dall'Unione Europea e noi dovremmo star qui vita natural durante. Ma non è andata così. Nel 2022 gli accordi fra la cooperativa e il comune non sono stati rinnovati e l'amministrazione comunale ha riassegnato la struttura alla Croce Rossa Italiana, che ora la vuole per intero, sfrattando i 4 vecchietti, che avrebbero dovuto lasciare la loro casetta in soli 5 giorni. Eppure l'esperimento della cooperativa di mettere insieme persone sole stava funzionando. la nostra vita ormai ci siamo rassenerati. Siamo come fratelli, se ha bisogno di una cosa. Noi ci facciamo compagnia, anche se c'è qualche festa, qualche invito nelle famiglie, nelle cose. L'età non ci consente più di andare con i giovani a ballare o a cena. Le feste le passate insieme, questo mi Stiamo sembra. insieme, cerchiamo esclusivamente o di restare in questa struttura oppure una struttura adeguata. Ognuno ha la sua stanzetta con i propri mobili, un angolo cottura e un bagnetto. Mario ha potuto anche conservare il suo bel letto di ottone, ricordo della sua vecchia casa. Qui hanno la loro dignità e una loro indipendenza, ma per l'amministrazione comunale sono occupanti abusivi, nonostante l'affitto l'abbiano sempre pagato e intendano ancora pagarlo. A chi devo pagare? Quindi voi volete pagarlo l'affitto, ma non sapete a chi pagarlo. Quindi non siete... È andata via. La cooperativa diceva che quello che noi davamo a loro andava al comune. E avete provato a dare i soldi dell'affitto direttamente al comune? No, No, sono andato io là, dissi io che Lavorare con la Croce Rossa, di pagare gli affitti, di pagare l'acqua, di pagare la luce, hanno rifiutato, dicono che noi non possiamo accettare. Allora il comune non può accettare, la Croce Rossa non può accettare, noi siamo qua, quando ci chiedono la cifra adeguata giustamente ai contratti per il quale siamo entrati, andremo a rimborsare tutto. tutti e 4 siamo disposti a pagare. Dopo lo sfratto c'è stata l'interruzione delle utenze di luce e acqua, ripristinate grazie all'intervento dell'avvocato Francesco Zaccheo, che in questi mesi si è anche rivolto al TAR, che però ha dato ragione al comune e ora sull'ordinanza di sfratto dovrà esprimersi il Consiglio di Stato. Il legale ha anche avviato un dialogo con l'amministrazione comunale per trovare nuove soluzioni, ma le proposte per gli inquilini sono demoralizzanti. L'assessorato ai servizi sociali infatti ha proposto loro una RSA, ma così perderebbero la loro indipendenza e secondo loro anche la dignità.